Dopo Vicenza e una sessantina di comuni della provincia, anche Castelfranco Veneto nella Marca si mobilita per chiedere al governo una proroga fino a giugno della scadenza del 10 marzo, quella che impone ai bambini delle scuole materne che non siano stati sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie l'espulsione. La richiesta è quella di far terminare l'anno scolastico ai bimbi delle scuole dell'infanzia. Anche a Castelfranco Veneto il Consiglio Comunale ultimo ha approvato una mozione che chiede al governo di dare una possibilità a quei bambini che sono iscritti e che frequentano le scuole da 0 a 6 anni di poter concludere l'anno scolastico e quindi una deroga rispetto a quella data perentoria del 10 di marzo, prendendo atto che la legge c'è, che bisogna rispettarla, quindi senza entrare nel merito di Novax o Sivax, oggi si prende atto di ciò che dice la normativa e si chiede di dare la possibilità senza escamotage, chiamiamolo così, di completare l'anno scolastico. Non essendoci un'emergenza epidemica, prosegue il sindaco, far concludere l'anno scolastico ai bambini non vaccinati sarebbe una decisione di buon senso. Ci sono dei problemi nelle famiglie per potersi organizzare, ci sono problemi nei ragazzi che magari interrompere il percorso scolastico lascia qualche coda. Fare una proroga così, con la chiarezza che con l'iscrizione del prossimo anno, se si è vaccinati si può frequentare, se non si è vaccinati non si può frequentare, credo potrebbe essere un segnale positivo che il governo dà.